È stato condannato a 6 anni e 6 mesi di reclusione con interdizione perpetua da attività che coinvolgono minori, pubblici uffici, professioni o arte. E per i prossimi 5 anni gli è stato imposto come misura di sicurezza il divieto di frequentare o di fare lavori a contatto con i minori. Protagonista è il maestro di scacchi di Castelfranco, ritenuto colpevole dal Tribunale di Venezia di atti sessuali nei confronti di un allievo minorenne all'epoca dei fatti, oltre alla detenzione di materiale pedopornografico. La storia era venuta alla luce quando nell'estate del 2016 la mamma del ragazzino aveva trovato in una chiavetta USB dei filmati a contenuto erotico che il giovane aveva ricevuto dal maestro sessantenne. Dalla perquisizione in casa dell'accusato erano saltati fuori poi un video con protagonisti il maestro, l'allievo e un altro minorenne in chiari atteggiamenti hard, oltre ad altro materiale pedopornografico. L'uomo si è sempre proclamato innocente, giustificando quelle immagini come una goliardata, mentre nei giorni successivi all'avvio dell'indagine molti genitori dei suoi alunni avevano scritto una lettera aperta a suo sostegno. Facile ipotizzare che dopo il pronunciamento dei giudici il condannato ricorrerà in appello.